Ciao ragazzi, ci troviamo a Vidor, lungo le bellissime strade del Prosecco, panorami stupendi. Oggi andremo a fare il passo San Boldo in provincia di Treviso. Le colline del Prosecco. E quella là sopra cos'è? La villa, l'hotel. Bene, comincia il passo. Ora saliamo. Primo tornante o 18esimo, dipende da che parte si vede. Passo San Boldo è un valico che mette in comunicazione due versanti delle Prealpi Bellunesi centrali, la vallata trevigiana e la Val dell'Una. È un passo abbastanza recente, pensate che fu completato in appena 100 giorni durante la Prima Guerra Mondiale, quando gli austriaci tentarono di conquistare il Veneto. Il suo valico si trova ad un'altezza di soli 700 metri. Il tratto più bello, che dopo vedrete, lungo appena 1 chilometro. Eccoci all'inizio della parte più scenografica, voi lo spettacolo. Primo tornante in galleria. Che spettacolo, pensate che hanno fatto quasi tutto a mano, scavato interamente nella montagna.
anche per oggi è tutto. Ci vediamo al prossimo video.